Buonasera a tutti ragazzi, quindi anche per mercoledì 1° gennaio 2020 le previsioni sono davvero ottime. In effetti ragazzi su tutta l'Italia ci sarà ancora bel tempo, quindi temperature che stanno salendo giusto un pochino, però ragazzi non pioverà da nessuna parte, quindi possiamo stare certi che perlomeno non pioverà. Quindi partiamo sempre dalla Valle d'Aosta. Qui ci saranno 3 gradi la minima e 9 gradi la massima, soleggiato. Quindi andiamo in Piemonte, lo stesso ragazzi, soleggiato, 2 gradi la minima e 9 gradi la massima. Quindi poi andiamo in Liguria, qui già è un pochino più altino, soleggiato, 4 gradi, 12 gradi, quindi già si tende un po' a salire. In Lombardia invece ancora un pochino così così, -1, 9 gradi, soleggiato, quindi diciamo che ancora tentenna. Trentino Alto Adige invece ragazzi, -2, 4 gradi, quindi soleggiato, però farà abbastanza freddino, diciamo. In Friuli non sarà da meno, anche se è un po' più altino, sempre soleggiato ragazzi, -1, massimo 9 gradi, quindi diciamo ancora si mantengono abbastanza basse le temperature. In Emilia Romagna ragazzi -1, 8 gradi la massima, soleggiato, quindi in effetti su tutta l'Italia è soleggiato, anche in Veneto soleggiato da 0 gradi a 9 gradi, quindi andiamo adesso in Toscana -1, 12 gradi, sempre soleggiato ragazzi, quindi sarà un primo dell'anno proprio all'insegna del sole, però farà diciamo abbastanza freddino. Quindi adesso stiamo nelle Marche, 2 gradi, la minima, massimo 11 gradi, soleggiato sempre ragazzi, quindi se no ve lo dico. In Abruzzo -8, quindi già qui cambia un po' la scena, massimo 7 gradi si potrà arrivare, quindi qua ancora si mantiene un po', diciamo, freddino la situazione, quindi 11 gradi, quindi anche qui così così, però già è più alto rispetto ad altre parti. È soleggiato pure qui ragazzi, quindi adesso è la volta del Lazio, vediamo il Lazio si attesta ancora un po' freddino, -3, 9 gradi, soleggiato anche qui. Poi il Molise 1 grado, 9 gradi, soleggiato. Poi tocca a me, quindi qui a Salerno già stiamo un po' meglio, quindi 3 gradi, massimo 13 gradi, soleggiato ragazzi, quindi è sempre soleggiato, anche in Puglia soleggiato, 2 gradi, massimo 11 gradi, quindi adesso Basilicata e qui ancora tendenna un poco, -1, 6 gradi, parzialmente nuvoloso qui, quindi cambia un po' la scena. In Sicilia soleggiato, -1 però 11 gradi la massima, quindi partiranno un po' a freddino. Quindi è la volta poi ci siamo dimenticati della Calabria, appunto la Calabria 2 gradi la minima, massimo 5 gradi, quindi soleggiato pure qui, però le temperature pure in Calabria fa ancora freddo. Ricordiamo che oggi stanno a 3 gradi massimo. Sì, sì, Massimo è anche normale, sì, sì. E poi oggi invece attualmente diciamo sta a -1 grado mentre stiamo facendo questa diretta, quindi sta nevicando perché sta scritto precipitazioni nevose sparse mentre parliamo adesso io e voi. Poi domani sarà 0,3 gradi e dopodomani c'è il primo 2 gradi, 5 gradi, quindi continua sta cosa di freddo sulla Calabria. Quindi adesso c'è rimasta la Sardegna, farà sempre caldo qui e difatti è così. In effetti la Sardegna 2 gradi, 15 gradi, quindi diciamo che per adesso le 13, le 14, l'orario più forte staranno massimo a 15 gradi, quindi diciamo abbastanza normali. Quindi ragazzi, facile da concludere che il 1° gennaio 2020 sarà una giornata, come potete vedere la foto è reale, quindi non è una foto così, è presa da satellite. Sì, sì, è normale, ma Massimo.
quindi come potete vedere è soleggiato ovunque, quindi farà un po' freddino, giustamente, ma stiamo pure in inverno, ragazzi, quindi è più che normale. Qui a Salerno, ad esempio, adesso c'è un forte vento e questi 5 gradi che ci sono pare che stiamo proprio sotto gelo e quella è colpa del vento che comunque ci male di fronte. Poi il vento si ci mette, il freddo ci sta, quindi ti taglia un po', diciamo, un po' la faccia perché sta comunque poco fa, ho visto pure io su Meteo Salerno, faccio vedere un attimo che in effetti stiamo a 5 gradi, però ci sta un forte vento a 50 km orari, questo è quello che ci sta inguaiando adesso a noi, diciamo, quindi è il freddo e 50 km il vento, quindi è molto alto, quindi diciamo sta scritto proprio Salerno ventoso e quindi porta 50 km orari, quindi diciamo che le persiane qua stanno volando dappertutto. No, Massimo, al finale sto a casa, quindi non scendo proprio, quindi può fare tutto il vento che vuole, perché... Ma dove vai con sto vento? A vedere le luci a Salerno e cose? Ma chi vuoi che ci sta? Diciamo, sono sceso stamattina per centro commerciale per un po' di spesa, ma parliamoci chiaro, ma con sto vento dove vai? C'è un vento che ti sposta da terra, poi fa freddo pure, dove vai? Quindi è meglio stare a casa e non pensarci proprio. Quindi volevamo andare a giocare a tombola a casa di mio fratello, la verità, però con sto freddo sali, scendi, poi da lui fa ancora più freddo da me perché è più sopra, quindi se qua sta a 5 gradi, da lui staranno a 3 gradi. Poi caldo caldo, esci da casa e vieni qua di nuovo, no, cadiamo malati, quindi ho detto lasciamo stare, la faremo domani sera semmai a casa sua, quindi andremo a mangiare a casa di miei fratelli, quindi diciamo che è meglio così, perché stasera proprio non se ne... il vento è pazzesco, proprio il mare io lo vedo da qui di fronte, che si vede, e pare una lastra di ghiaccio a vederlo da lontano, proprio si vede che è freddo, sai quando l'acqua è bella fredda fredda, si vede proprio, lo vedo da qua fuori, figurati da vicino, mo. Quindi non credo che per Salerno sì ci sarà il traffico e tutto, però la gente se deve uscire deve andare in un locale perché in mezzo alla strada con sto freddo di certo non si può stare. Quindi ragazzi, a parte che ci daremo gli auguri domani, quindi il 31, domani farò una diretta verso le 13, quindi diciamo per la vigilia ragazzi è che per Capodanno, diciamo giorno 1 2020, sì sì. Pure io ultimamente pure un po' di tosse e cose, vedi come parlo, c'ho un po' la voce abbrucata perché freddo, caldo, caldo, freddo, e qua non si capisce niente, mentre stiamo a 16 gradi stiamo a 5 gradi, c'è un casino proprio pure per la salute, quindi diciamo che pure tracheite, gola, ci sta tutti quanti con la tosse stiamo qua. Quindi diciamo non va bene perché si passa troppo velocemente dal caldo al freddo come se niente fosse. In effetti, tanti anni fa ci stava la primavera, poi ci stava l'estate, l'autunno, l'inverno, invece adesso è direttamente estate e inverno, autunno e primavera sono saltati proprio, quindi diciamo le mezze stagioni sono diventate 2 stagioni, o estate o inverno. Vabbè ragazzi, un saluto, quindi 31 e 1, 2 giorni belli, diciamo soleggiati, però fa freddo ragazzi, quindi solo questo è l'inconveniente, però meno male che non piove, già è un fatto positivo, quindi possiamo scendere armati di sciarpa, guanti, cappello e giubbini pesanti, quindi magari già è una cosa buona che non piove e devi stare a casa, già è una cosa buona. No, Massimo, ma pure io stasera non mi muovo proprio da casa. Domani poi vado a mangiare a casa dei miei fratelli. Quindi, giorno uno lo stesso al finale sto a casa. Non sto a casa mia, però al finale da un'altra casa sto. Quindi, non cambia la scena. Quindi, non ci penso proprio a uscire con sto freddo. Anzi, proprio stasera proprio non ci penso proprio. Vabbè, ragazzi, un saluto a tutti. Quindi, 31 e 1, ragazzi, bellissimi, però fa freddo, quindi se volete uscire copritevi ragazzi. Ciao a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ciao Massimo.